Più valore al lavoro domestico, la famiglia al centro delle politiche per occupazione e denatalità, tutela della vita e del matrimonio sono alcuni dei punti del manifesto per le elezioni europee diffuso dal Forum delle associazioni familiari. Ultime ore di campagna elettorale, Lavagna torna al voto dopo 3 anni, 5 candidati sindaco, gli appelli al voto di Di Martino, Mangiante, Corsi, Stefani e Giorgi. La Chiesa non deve essere un modellino perfetto, ma è chiamata allo slancio evangelico. L'appello di Papa Francesco alla Caritas: le persone vengono prima dei programmi. Oltre 710 alunni dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2 all'edizione 2019 di Corri nel Verde. Le discipline sportive protagonista allo stadio chiavarese con la partecipazione di 30 società del Tigullio. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati ad una nuova edizione di Tigullio Oggi. Dunque siamo a poche ore dal voto per le elezioni europee. In Italia si vota domenica dalle 7 alle 23. Le procedure di voto in realtà in alcuni paesi sono già iniziate, in alcuni casi si sono anche già concluse, ma lo spoglio delle schede elettorali inizierà in tutto il continente domenica sera. In questa campagna elettorale il Forum delle associazioni familiari a livello europeo ha diffuso un manifesto articolato in 10 punti che è stato proposto a tutti i candidati. Sintetizziamo in questo servizio quelli che sono i punti giudicati irrinunciabili dai rappresentanti delle famiglie. Un impegno a riconoscere il valore del volontariato e del lavoro domestico svolto da padri e madri di famiglia. È quanto ha chiesto il Forum delle associazioni familiari a livello europeo ai candidati alle ormai imminenti elezioni di domenica. Un manifesto articolato in 10 punti che diversi candidati hanno sottoscritto, con il quale si chiede un impegno preciso a contrastare innanzitutto la denatalità, con iniziative volte a incrementare la consapevolezza del problema e ad applicare il cosiddetto family mainstreaming, valutando cioè l'impatto sulle famiglie per ogni politica settoriale. Il manifesto propone inoltre un impegno a sostenere le politiche pubbliche che riconoscano la dignità della famiglia ed il suo ruolo economico fondamentale per il bene comune, riconoscendo il compito dell'associazionismo familiare nella definizione e nello sviluppo dei programmi europei. Ma non si può pensare di contrastare la denatalità senza lavoro e senza un adeguato equilibrio fra professione e lavoro domestico. Il manifesto proposto dal Forum ai candidati, pertanto, chiede un impegno a favorire le iniziative che intendano il lavoro come espressione del talento personale e non solo come tassello di una macchina economica e finanziaria, garantendo un impiego dignitoso per ogni famiglia, valorizzando il lavoro casalingo come contributo al bene sociale e partendo proprio dalla famiglia per definire le condizioni lavorative. Il manifesto inoltre sottolinea la complementarietà fra uomo e donna, impegna i candidati a rifiutare ogni tentativo di cancellare le differenze sessuali attraverso politiche pubbliche e a rispettare l'istituto del matrimonio e a promuovere iniziative per sostenere le famiglie nelle difficoltà coniugali. C'è inoltre un preciso impegno al rispetto della dignità della vita, alla cura dei bambini e delle madri, nonché delle famiglie affidatarie o adottive. Infine una sottolineatura circa l'aspetto educativo. Il manifesto impegna a promuovere il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie tradizioni culturali, morali e religiose, tese a favorire il bene e la dignità di ciascun figlio. E domenica si torna al voto per rinnovare anche i consigli comunali in poco meno della metà dei comuni italiani. Al voto anche 19 comuni del Tigullio e del suo entroterra, fra cui Lavagna, che torna alle urne dopo 3 anni. In questo servizio vi mostriamo le schede dei 5 candidati alla carica di sindaco per il comune di Lavagna e i loro appelli al voto. Il candidato numero 1 a Lavagna è Daniele Di Martino, nato a Chiavari il 1 febbraio del 70, è architetto insegnante, sposato, ha 3 figli ai quali si dedica nel poco tempo libero a disposizione. È alla prima esperienza politica, nel 2011 si è avvicinato al Movimento 5 Stelle con il quale si candida alle elezioni di quest'anno. Sì, io vorrei cercare di essere un po' l'antibiotico che sconfigge il virus che ha colpito l'amministrazione di Lavagna. Questo è un po' l'intento principale e per questo motivo, come dicevo prima, è importante che noi ci proponiamo in discontinuità con il passato e con una forza nuova che vuole portare, con le idee chiare, una prospettiva positiva per il futuro di Lavagna.
e noi lo facciamo con una squadra che è stata costruita per competenze su tanti campi e che ha alle spalle comunque uno staff che deriva dall'appartenenza comunque a un partito politico, che ci dà un supporto su tutti i temi che riguardano l'amministrazione. Di questo noi ci facciamo forti, perché possiamo veramente portare idee efficaci per il futuro della città. Il candidato numero 2 è Gianalberto Mangiante. Nato a Lavagna il 1° aprile del 1961, è sposato e ha 3 figli. Laureato in economia, è commercialista e revisore legale. Dal 2013 al 2016 è stato presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Chiavari. Dal 2017 è membro del Consiglio dell'Ordine di Genova. Negli ultimi anni ha avuto vari incarichi. È stato amministratore unico di Marina Chiavari, di ATP e presidente del Consiglio di amministrazione di Rivieracqua. È stato consigliere incaricato a Lavagna alle finanze con delega da ATP fra il 1999 e il 2004. Si candida appoggiato dalla lista Gianalberto Mangiante per Lavagna. C'è una dichiarazione di dissesto, c'è quindi un intervento da rifare su tutti quelli che sono i servizi pubblici essenziali da parte del Comune, c'è una necessità di efficientamento di tutti quei programmi, di quegli impegni di spesa che il Comune in questi anni ha mal gestito, che ancora oggi non sono in equilibrio, che quindi prevedono ancora debiti fuori bilancio di particolare rilevanza. Tutto questo ha una ricaduta assolutamente tecnica sulla gestione. Ricordo che un comune che è stato dichiarato dissestato lo può essere nuovamente, quindi l'attenzione deve essere massima. La squadra che è stata costruita ha tutte le competenze e le capacità per poter gestire questa situazione. Il programma che è stato presentato è un programma serio, compatibile ed immediatamente eseguibile nell'ambito di quelle che sono le situazioni e le possibilità esistenti. Candidato numero 3 è Laura Corsi, nata a Genova il 9 gennaio 1953, è laureata in medicina e chirurgia, è direttrice della struttura dipartimentale per le malattie metaboliche e diabetologia dell'ASL 4, è sposata, ha 2 figli e 5 nipoti, è appassionata di arte, cultura, sport e bridge, è alla prima esperienza politica, si candida con la lista 100% Lavagna, Laura Corsi sindaco. È un momento decisivo, non possiamo permetterci di commettere errori che abbiamo già pagato tanto, forse troppo. Lavagna deve chiudere con il suo passato, un passato terribile che continuiamo a leggere sui giornali. Non possiamo dimenticare assolutamente la vergogna dello scioglimento per mafia e la sconfitta del dissesto finanziario. E dobbiamo anche temere chi si ripresenta con nuove ricette, ma che è stato artefice di questo passato. Non possiamo affidare il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, a chi ha determinato questo disastro. Il movimento 100% Lavagna è una risposta forte e sicura per tutto questo. Ed è una lista civica che non ha nessun legame con persone con passato, che hanno un passato politico nella città, assolutamente nessuno, ma è un movimento che con onestà, con coraggio e con determinazione porterà fuori dal disastro la città. Il candidato numero 4 è Guido Stefani. Nato a Lavagna il 29 ottobre del 1953, è laureato in ingegneria civile e idraulica ed è stato ingegnere in aziende siderurgiche, oggi in pensione. Vedovo, ha un figlio. In passato è stato consigliere di quartiere tra le fila della Democrazia Cristiana. In seguito ha avuto una breve esperienza nel PD. Da indipendente è stato assessore all'ambiente dal 2009 al 2014 nella giunta Vaccarezza. Nel tempo libero si dedica al volontariato, si candida con la lista Officina Lavagnese. Ma io dico votateci per i valori che esprimiamo, che sono quelli della democrazia, della legalità, della trasparenza e della solidarietà. Votateci perché vogliamo dare speranza ad una città che ha tanto sofferto, che deve ricostruire il senso della propria comunità. Votateci perché noi riteniamo che i cittadini siano il bene più prezioso che ha la città votateci perché vogliamo far parte, il metodo con cui vogliamo lavorare è quello della partecipazione attraverso i tavoli di lavoro permanenti. Votateci perché abbiamo una visione comprensoriale, vogliamo realizzare una costruzione di Lavagna, una nuova costruzione di Lavagna insieme ai comuni del territorio.
direi ancora, votateci perché abbiamo la possibilità di dare tutto il nostro impegno e tutto il nostro tempo per la città. Il candidato numero 5 è Andrea Giorgi, nato a Recco il 24 settembre 1964, è geometra, è sposato, ha 3 figli, nel tempo libero si dedica alla famiglia, ha avuto una breve esperienza politica come consigliere d'opposizione dal 2014 al 2016. Quest'anno si candida appoggiato dalla lista Andrea Giorgi Sindaco, Angaval, Lavagna che cambia. Votateci perché vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini, votateci perché sono 3 anni che stiamo già lavorando, votateci perché siamo l'unica vera lista civica della situazione, da troppi anni le liste dei partiti vengono travestite da liste civiche, anche in questa occasione la Lega appoggia un candidato, Forza Italia ne appoggia un'altra, il PD ne appoggia un altro, i 5 Stelle sono un movimento nazionale. Angaval non ha rapporti coi partiti, solo gente di Lavagna che ama Lavagna, e guardate il nostro programma di mandato, è scritto in carta a uso bollo, è un contratto che noi faremo con voi e lo rispetteremo. Grazie. E vi ricordo che Telepace dedica un ampio spazio dedicato alle elezioni amministrative 2019 attraverso i suoi canali. Oggi l'approfondimento è quello relativo ai comuni di Santo Stefano d'Aveto e Reggio Aglio. Gli appuntamenti sono su Telepace 2 al canale 85 alle 18, su Telepace 3 al canale 115 alle 21:35, su Telepace News al canale 187 alle 13:30 circa, alle 20:05 e alle 23. Le persone vengono prima dei programmi, così il Papa nella messa celebrata nella Basilica Vaticana per l'apertura della 21ª Assemblea Generale di Caritas Internationalis. Secondo il Pontefice la Chiesa fa discernimento davanti alla realtà delle persone, non davanti al computer, con lo sguardo umile di chi sa cercare negli altri la presenza di Dio. La Chiesa non deve essere un modellino perfetto che si compiace di se stessa, ma è chiamata allo slancio evangelico, non a compromessi aziendali. Così Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione dell'apertura della 21ª Assemblea Generale della Caritas Internationalis. Il Pontefice ha rimarcato la necessità di evitare il gattopardismo, cioè fingere di cambiare qualcosa senza cambiare nulla. Guardando i primi cristiani, Francesco ha disegnato la Chiesa in cammino che poggia su 3 elementi essenziali: l'umiltà dell'ascolto, il carisma dell'insieme, il coraggio della rinuncia. Una Chiesa dove non ci sia la tentazione dell'efficientismo. Come Chiesa non siamo chiamati a compromessi aziendali, ma slanci evangelici. La rinuncia di sé passa per l'interesse nei confronti degli altri. Si diventa umili, ha continuato il Papa, seguendo la via dell'ascolto che trattiene dal volersi affermare, dal ricercare consensi con ogni mezzo, e la vita delle persone ad orientare quella della Chiesa, perché negli ultimi c'è il riflesso di Dio, ha detto Francesco. La Chiesa fa discernimento così, non davanti al computer, ma davanti alla realtà delle persone. Persone prima dei programmi, con lo sguardo umile di chi sa cercare negli altri la presenza di Dio, che non abita nella grandezza di quello che facciamo, ma nella piccolezza dei poveri che incontriamo. Francesco infine ha indicato in quel rimanere nell'amore di Gesù la strada per offrirsi completamente, per essere Chiesa libera e liberante, uscire dunque dalla pretesa di controllare e gestire e fidarci l'uno dell'altro. Da qui l'invito finale. Chiediamo la grazia di accogliere la via indicata della parola di Dio: umiltà, comunione, rinuncia. Torniamo nel nostro territorio. Sono stati ufficialmente costituiti 18 nuovi orti urbani di Sestri Levante definiti grazie ad una delibera di giunta. Gli appezzamenti di terreno si aggiungono ai 12 già esistenti che si trovano a Riva Trigoso, al Parco Sterza e in via Milite Ignoto. L'atto della giunta dà anche il formale avvio alle procedure di assegnazione che seguiranno la graduatoria già esistente. A questi si aggiunge l'esperienza della scuola di via Lombardia che ha ampliato l'orto di
didattico già presente all'interno della scuola con l'uliveto adiacente situato su un terreno di proprietà comunale. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Marsano e la cooperativa Olivicoltori Sestri Levante. Confermata anche la creazione di nuovi orti urbani a Valle Ragone. Numeri da record per l'edizione 2019 di Corri nel Verde. Allo Stadio Comunale di Chiavari hanno potuto provare tutti i tipi di sport oltre 710 alunni delle primarie chiavaresi dell'Istituto Comprensivo 2, 30 le società coinvolte. Sentiamo. I numeri di questa edizione. Quest'anno sono 710 bambini della scuola primaria e hanno partecipato a questa edizione le scuole solari, la scuola Fara, Caperana, San Pier di Canne e Leivi. Tante anche le società sportive che hanno dato e confermato la loro presenza. Certo, abbiamo 30 società sportive che ci supportano in questa bellissima giornata facendo divertire e giocare i nostri bambini. La formula è sempre la stessa, si gira, tutti avranno modo di provare tutti gli sport. Sì, tutti avranno modo di provare tutti gli sport e si gira ogni postazione per 15 minuti. Come i ragazzi stanno vivendo questo momento? Come lo attendono e come lo stanno vivendo? Si divertono tantissimo, è l'unico momento in cui tutti i bambini del nostro comprensivo hanno la possibilità di stare insieme. Corri nel Verde è ormai una conferma per la conclusione di un anno scolastico intenso e ricco di soddisfazioni. Sì, anche quest'anno siamo arrivati alla fine dell'anno con questa splendida manifestazione che vede coinvolti tutti i nostri bimbi della scuola primaria con l'aiuto di tante società sportive e poi questo splendido campo che ci ospita grazie all'amministrazione comunale e alla società Entella. Che anno è stato questo? Io credo che per tutti, dai più piccini ai più grandi della scuola secondaria, sia stato questo un anno di incontri importanti per loro. Mi piace ricordare l'incontro che alcuni ragazzi della scuola secondaria hanno avuto a Roma, a Montecitorio, in occasione dell'anniversario della morte di Ilaria Alpi. E credo che sia stato veramente un incontro emozionante che porteranno nel loro cuore. Nuovo e ampliato orario di apertura per la biglietteria ATP di Santa Margherita Ligure. Per tutta l'estate lo sportello sarà aperto 7 giorni su 7, domeniche e festivi compresi, dalle 9 alle 19. Il servizio da metà giugno sarà gestito da personale IAT preparato a rispondere alle richieste di un pubblico composto anche da molti stranieri. I passeggeri inoltre avranno a disposizione maggiori spazi e un servizio adeguato. Si svolgerà la prossima settimana, ovvero da lunedì a venerdì, la seconda prova di selezione del personale per la figura di conducente autobus. I 153 candidati ammessi su 380 partecipanti alla prima selezione si troveranno a Rapallo al deposito ATP in località San Pietro, dove affronteranno la prova pratica di guida autobus su strada. La prova consisterà nella guida di un mezzo su tratto stradale urbano, oltre alle prove di fermata, sosta al capolinea e manovre. Seguirà un colloquio individuale. La graduatoria finale verrà compilata a termine della selezione, avrà una validità di 18 mesi e da questa graduatoria si attingeranno dunque i nominativi per le prossime assunzioni. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola denuncia sempre. L'Assemblea della CEI approva le nuove regole guida in materia di pedofilia da parte del clero, obbligo morale per i vescovi di portare alle autorità civili i casi fondati di abusi. E poi il presidente della CEI Bassetti dice anche non chiudete i porti, naufraghi su un gommoni, soccorsi in extremis. C'è anche l'intervista al gran cancelliere dell'Ordine di Malta, l'Europa apra e regoli i confini. E poi dalla prima pagina di Avvenire, Palermo, divisione tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla giustizia, abuso d'ufficio, scontro nel giorno di Falcone. E poi Regno Unito e Olanda, via la corsa elettorale, un reportage, il difficile voto degli italiani in Germania, mentre in Piemonte c'è anche da votare per il presidente della regione, una sfida a 4 oltre la TAV.
Vediamo a Pavia, Torino, 2 ragazzi vittima di bullismo in classe. All'interno di Avvenire, appunto, leggiamo: bulli senza freni in classe, un 15enne aggredito e picchiato durante l'ora di lettere finisce in ospedale a Pavia. A Torino un giovane diabetico nel mirino dei coetanei e anche degli insegnanti. 2 casi agghiaccianti in poche ore, venuti alla luce soltanto dopo le denunce dei genitori. L'intervista al sociologo Andrea Maccarini: basta coi rimpalli e la neutralità, ora gli adulti scendano in campo, serve una nuova grammatica delle relazioni. Siamo sul secolo XIX, Salvini Di Maio, lite fino alla fine, Berlusconi si vota, il governo cade. C'è un'intervista con il leader di Forza Italia che dice: sulle primarie Toti sbaglia, Carige credo alla soluzione di mercato, dice l'ex premier. E poi Genova, fermi e feriti, antagonisti in piazza contro Casa Pound, scontri con la polizia. La campagna elettorale, la corsa dei partiti per conquistare il voto degli indecisi. E poi c'è anche un articolo di Lorenzo Cuocolo: l'unione non è solo burocrazia ma una bussola dei nostri diritti. La fotonotizia riguarda gli aeroporti: un robot a 4 zampe può spostare gli aerei. E poi l'ex pentito di mafia Orazio Pino, ucciso a Chiavari, dopo 30 giorni dalla sua uccisione nasce una nuova pista che gli inquirenti ancora tengono abbastanza riservata, ma non sarebbe da collegare al suo passato mafioso. Lo scomparso di Lavagna parla per la prima volta sulle pagine del secolo XIX, parliamo appunto di Gianni Bergamino, ex speaker di Radio Aldebaran. Si racconta: dopo aver vagato per mesi tra Portogallo, Belgio e Francia, ho vissuto in strada e patito la fame. Volevo cambiare vita e lavorare all'estero, adesso riparto dalla musica che mi fa bene. Suona la chitarra da quando aveva 15 anni, scrive testi e musiche e ha inciso 3 dischi. Ancora dal secolo XIX, stop ai tuffi a Riva e al confine con Moneglia, analisi più lunghe per i campioni sempre del 20 maggio, alla foce del Petronio. Spunta una zona rossa tra le gallerie, ma intanto domani sono attesi i risultati di un secondo test. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. La cronaca: sono stati individuati i giovani che la notte dello scorso 17 novembre a Genova avevano rapinato e ferito gravemente un 29enne in Piazza delle Erbe. Le indagini condotte dal nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Genova Centro hanno identificato un 30enne con precedenti e un 23enne anch'esso pregiudicato. Sarebbero stati rispettivamente l'esecutore del tentato omicidio e del furto del portafoglio ai danni del giovane, che quella notte era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Sono stati arrestati, uno a Genova, l'altro a Terni, e accompagnati in carcere. È tutta, te la linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di TG Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.